Nei piani del sindaco doveva essere recuperata dal degrado e rilanciata, invece Piazza De Gasperi resta troppo spesso al centro della cronaca per gli episodi di degrado che si verificano, una situazione difficile che va avanti da anni e che nessuna amministrazione è riuscita a migliorare. In particolare il sindaco Giordani aveva puntato sulla sicurezza, ma i risultati sono molto deludenti. Per i residenti e i commercianti c'è un'unica possibilità: modificare la viabilità, spostare e riqualificare i negozi etnici, aumentare i controlli delle forze dell'ordine e favorire l'apertura di nuovi negozi legati a cultura e artigianato. Anche negozi stranieri, però basta che seguano le regole, puliti eccetera, come ce n'è un paio già aperti. La piazza dovrebbe essere in qualche modo bonificata. E se la piazza venisse in qualche modo bonificata, potrebbe tornare ad essere la piazza dei Gasperi di tanti anni fa. L'abbattimento della palazzina ex Avis è il primo atto concreto, ma restano molte criticità che preoccupano residenti e commercianti, come la presenza di spacciatori favorita dalla vicinanza con la stazione e che si manifesta soprattutto verso sera con il calare del buio. Hanno buttato giù la palazzina sulla piazzetta di là. No, ci sono delle buone intenzioni, ecco. Stavolta o lo facciamo adesso o non riusciamo più. Avessi soldi mi piacerebbe aprire un ristorante proprio qua, perché qui c'è la possibilità del parcheggio, c'è la possibilità di venire d'estate e questo porterebbe sicuramente allontanamento di certe persone. Intanto la situazione rimane difficile per le circa 2000 famiglie che vivono in questa zona, con l'aumento di negozi venduti a imprenditori stranieri e il calo dei banchi presenti al venerdì al mercato di alimentari che si sono quasi dimezzati.